Agrigento domani venerdì 22 novembre al Circolo Empedocleo in via Atenea alle ore 17 su iniziativa del CEPASA il centro di promozione e azione sociale di Paolo Cilona e dello stesso Circolo Empedocleo presieduto da Giuseppe Adamo saranno presentati due nuovi libri dello scrittore agrigentino Pascal Schembri, L'arma del potere e Chi sono io tra loro. Modera lo stesso Paolo Cilona. Insieme all'autore intervengono Enzo Sardo, Gerlando Cilona e Yolanda Salemi. Interventi artistici a cura di Serenella Bianchini. Ascoltiamo lo stesso Pascal Schembri. Ad Agrigento, pertanto, domani pomeriggio al Circolo Empedocleo si presentano due suoi libri. Di che si tratta, Pascal Schembri? Allora, il primo libro è L'arma del potere, ambientato nella provincia di Agrigento, con dei personaggi degli anni 60, si sposteranno al Parlamento e dopo al Vaticano. È un thriller mozzafiato che bisogna leggerlo fino alla fine per sapere chi sono gli assassini. E invece il secondo è Chi sono io tra loro, è una narrativa ambientata dal 46 al 2000, di diversi personaggi. Infatti il libro incomincia con 22 personaggi e anche questo è un libro che bisogna per forza leggerlo per poter capire chi sono i personaggi della copertina. Pertanto si tratta di thriller, è un genere che lei predilige? Sì, è un genere che io preferisco, anche se ho incominciato a pubblicare libri facendo inchieste sulla violenza. Infatti il primo è stato Perché gli uomini picchiano le donne, dopo Donne picchiate si ribellano, Femminicidio e diverse biografie dedicate ai vari personaggi sia italiani che internazionali, come Marilyn Monroe, come François Sagan, Edith Piaf, Jean Cocteau, Ennio Flaiano, Mario Monicelli, Marcello Mastroianni e tanti altri. E dopo diverse narrative che ho presentato anche qui. Ad organizzare l'iniziativa di domani sono il Circolo Empedocleo e soprattutto il CEPASA, il Centro di Promozione e Azione Sociale di Paolo Cilona, legato anche al Premio Telamone. Al Premio Telamone, infatti io sono venuto per presentare questi due libri e anche perché sono stato invitato dal professore Paolo Cilona per il Premio Telamone. I thriller sono frutto di fantasia, ovviamente non vi è nessun riferimento a fatti realmente accaduti. No, il thriller è fantasia, sì, anche se i personaggi, diciamo, è situato nella provincia di Agrigento, però è tutta fantasia. Lei solitamente svolge dei tour, in questo caso invece si tratta di una tappa isolata. Sì, si tratta di una tappa isolata e quindi approfitto anche per ripresentare questi due libri al Circolo Empedocleo e sono venuto di nuovo qui ad Agrigento perché sono stato invitato dal professore Paolo Cilona per consegnare un premio a un nostro compaesano di Palermo, lo scrittore Tommaso Romano. In occasione del Premio Telamone? In occasione del Premio Telamone, sì.